Presidente Serracchiani, a Venzone per testare una scuola di formazione internazionale per attivarsi nel momento dell'emergenza. Sì, grazie anche ai fondi che abbiamo ottenuto lo scorso anno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri abbiamo fondato questa scuola internazionale di formazione per l'emergenza che sta dando i suoi primi frutti. Siamo a Portisvecchio è una frazione che ha saputo in qualche modo, ha potuto mantenere intatti i propri edifici del dopo sisma e quindi sono molto importanti questi edifici per lo studio da parte dell'università, quindi degli studenti, ma anche di chi si occupa dell'emergenza in prima persona, i vigili del fuoco, la protezione civile, con la caratteristica fondamentale che stiamo costruendo già un coordinamento internazionale. Oggi sono presenti delegazioni croate, della Carinzia, russe, del patrimonio UNESCO, della Slovenia. Stiamo costruendo anche la modulistica che serve nell'immediata emergenza, il sistema di comunicazione, il sistema di coordinamento, anche per facilitare l'attività dei sindaci nelle primissime ore dell'emergenza e soprattutto per facilitare la loro attività, cioè l'attività delle persone che si presentano sul luogo e per primi devono portare aiuto alle popolazioni, liberare dalle macerie le strade, intervenire sugli edifici pericolanti. Quindi questa è un'attività molto importante che poi vogliamo esportare ovviamente su tutto il livello nazionale e già internazionale come facciamo attraverso dei manuali che stiamo preparando e che sono già disponibili in più lingue. Assessore Pannontin, Sarmex 2017 mette in stretta correlazione la centrale operativa di Palmanova con il luogo dove effettivamente fisicamente si svolge l'esercitazione. Certo, lo scopo vero dell'esercitazione, oltre che potenziare l'integrazione tra i vari sistemi, è proprio quello di creare una velocissima restituzione dei dati rilevati sul luogo in cui c'è l'epicentro, in questo caso simulato a Portis di Venzone, dove i primi rilievi che vengono effettuati su questo territorio vengono dati in via telematica con le strumentazioni tecnologiche che oggi sono a disposizione alla sede centrale di Palmanova e al decisore politico che in quella sede deve organizzare gli interventi immediatamente successivi. Quindi è un'ulteriore velocizzazione delle conoscenze dei fatti avvenuti in un luogo colpito da un terremoto rispetto ai centri decisionali, quindi aumenta l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile.